Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Catania, unità di crisi riunita per decidere l'eventuale rientro di alcuni sfollati dell'esplosione di via Galermo. La procura apre un fascicolo per disastro colposo. Fondi da 25 milioni di euro per riqualificare il quartiere di San Cristoforo a Catania, inserito nel decreto Caivano. Il sindaco trentino incontra le associazioni per pianificare i fondi in arrivo dal governo. Palermo, chiesti 18 anni di reclusione per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello che firmò per Messina Denaro 137 prescrizioni. L'accusato si è sempre dichiarato ignaro della vera identità del suo assistito. La conferenza episcopale italiana interviene sul caso degli abusi di Don Rugolo a Piazza Armerina e sul rinvio a giudizio del vescovo Gisana. Il nostro pensiero, si legge, va alle vittime. Messina, il Presidente della Repubblica Mattarella all'inaugurazione dell'anno accademico. Gli è stato conferito il dottorato honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Palermo, 1000 forestali in piazza, la riforma non può più attendere, c'è chi aspetta la stabilizzazione da oltre 30 anni. Calciomercato, il Palermo si concentra su attacco e difesa al Catania, arriva un difensore, il Messina deve trovare il sostituto di Modica. Ben trovati, in queste ore a Catania è riunita l'unità di crisi, si dovrà decidere se alcuni degli sfollati dell'esplosione di ieri sera in via Galermo potranno rientrare a casa. Pronto per essere attivato il Palacus per accogliere chi ancora ha la casa inagibile. La procura apre un fascicolo per disastro colposo. Sentiamo Giusy Lazzara. Sono 160 gli sfollati della terribile esplosione in via Galermo della scorsa notte. In queste ore il comune di Catania è riunito nell'unità di crisi per decidere se alcune abitazioni sono agibili e così le famiglie potranno rientrare a casa almeno stanotte. Si pensa anche al Palacus per accogliere i nuclei familiari rimasti fuori. E per tutto il giorno gli sfollati erano rimasti dietro le transenne, stanchi per la notte di paura passata all'aperto. Solo 45 persone erano state accolte in 2 hotel messi a disposizione dal comune. Intanto restano le macerie della palazzina sbriciolata e di un'altra sventrata per la fuga di gas. La Ruspa lavora ancora per rimuovere i detriti e i tecnici della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco hanno fatto tutti i controlli nell'area interessata dalle sacche di gas che hanno fatto esplodere anche i tombini. Il bilancio è di 14 feriti tra operatori sanitari, Vigili del Fuoco e tecnici del gas. 2, i più gravi, sono ancora ricoverati. Tutti e 2 abitavano in via Gualandi. La signora operata, travolta dai calcinacci, si trova al policlinico. Le sue condizioni sono stazionarie. Un uomo di 66 anni, estratto dalle macerie, è arrivato in codice rosso nell'ospedale Cannizzaro con ustioni del 10% del corpo. È stato così trasferito nel reparto di terapia intensiva del centro Grandi Ustioni per pregresse problematiche respiratorie. Sul fronte giudiziario, la Procura di Catania ha aperto un'indagine per disastro colposo. Inoltre, un tavolo di confronto per discutere delle azioni da intraprendere contro l'emergenza fughe di gas e intossicazioni da monossido di carbonio è stato annunciato dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che dà appuntamento a Roma per il prossimo 30 gennaio. Arriva anche la vicinanza del Presidente della Regione, Renato Schifani, che ringrazia tutte le forze dell'ordine. Importante ed anomala fuga di gas. A Sicilia 24 parla il Presidente di Catania Rete Gas. L'intervista è di Tonino De Mana. È il momento di chiarire la dinamica, poi si lavorerà per accertare le responsabilità della terribile esplosione. Mentre la procura indaga per disastro colposo, il presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro, riferisce di una situazione anomala. Sicuramente c'è stata un'importantissima fuga di gas, nel senso che la quantità di gas era una quantità di gas anomala, tant'è che gli operai, quando sono arrivati sul luogo, hanno trovato addirittura già i tombini scoperchiati, talmente forte era la pressione del gas. Si può pensare ad una manomissione? Ma sicuramente potrebbe esserci, però non dolosa, ecco, nel senso potrebbe essere stato potrebbe esserci stato un evento casuale.
La deflagrazione ha colpito gli operai di Rete Gas chiamati ad intervenire per una perdita, forse per un danno ad una nuova tubazione. Fortunatamente tutto bene, sono fuori pericolo, oggi sono usciti dall'ospedale, diciamo, qualcuno con alcune fratture che la settimana prossima richiederanno, diciamo, degli interventi, però nulla di grave. Molti residenti chiamavano già dal pomeriggio sentendo questo forte odore di gas. Allora le chiedo, non era possibile magari chiudere prima il gas, prima che scoppiasse tutto? Ma diciamo, ecco, noi abbiamo contezza della fuga nel momento in cui ci arriva una segnalazione al pronto intervento e solitamente, diciamo, noi siamo sul luogo già dopo 5 minuti da quando, e così è stato anche in questa occasione. Intanto intere zone della città sono ancora senza gas, policlinico compreso. I cittadini, diciamo, ci tempestano di telefonate per sapere quando sarà riattivato la rete del gas, e questo, diciamo, i tempi tecnici sono 24-48 ore, perché chiaramente se l'impianto non è messo totalmente in sicurezza, anche perché oltre quella di via Fratelli Gualandi, quella appunto dove c'è stata l'esplosione, ieri abbiamo avuto altre 2 perdite di gas. Si lavora per alleviare i disagi, naturalmente mettendo in primo piano la sicurezza. E cambiamo argomento. Fondi Caivano per il quartiere catanese di San Cristoforo. Il sindaco di Catania incontra le associazioni attive nel quartiere per pianificare la spesa di 25 milioni di euro in arrivo dal governo. Luca Ciliberti. Catania deve spendere i fondi del decreto Caivano per San Cristoforo. I tempi stringono, si deve chiudere entro il 28 febbraio la lista degli interventi da inviare al commissario governativo Fabio Cicignano. Ci saranno 25 milioni di euro da impiegare in progetti dedicati, come auspica il sindaco, al contrasto alla dispersione scolastica, alla creazione di nuove opportunità di lavoro nella legalità e un investimento delle risorse finanziarie a sostegno delle nuove generazioni per allontanarle dai rischi della devianza e dall'arruolamento della delinquenza organizzata. Il sindaco ha voluto rilanciare proprio su San Cristoforo, diciamo, utilizzando il modello Caivano, il decreto Caivano, proprio per dare risalto e attenzione al quartiere, naturalmente con l'intento di utilizzare ulteriori somme per tutte quelle che dovranno essere iniziative per far rinascere questo quartiere. Il sindaco ha convocato le associazioni e le parti sociali nell'oratorio delle Salette, luogo simbolo della resistenza del quartiere, per elaborare una piattaforma condivisa di idee. Il cantiere per Catania si è impegnato a presentare celermente delle proposte ai decisori politici, partendo da un'analisi del contesto e dalla mappa dei bisogni, di tutti i vuoti che devono essere colmati, proprio nell'ottica di una corretta individuazione del principio di sussidiarietà. La partecipazione non rallenta nessuno, anche perché alla scadenza dei 60 giorni l'amministrazione non deve consegnare progetti esecutivi, ma deve consegnare delle linee programmatiche. Don Bosco diceva: attira più mosche un cucchiaino di miele che un barile d'aceto. In questo senso noi dobbiamo fare al contrario, non devono avvicinarsi persone perché sentono profumo di soldi, non dobbiamo sistemare un ragazzo per un anno, ma dobbiamo creare la cultura del lavoro. All'incontro ha preso parte anche il presidente del Tribunale dei minorenni Roberto Di Bella, da sempre attento al fenomeno delle devianze minorili, che ha sottolineato come nel quartiere è necessario prevedere anche un presidio di pubblica sicurezza per dare un segnale a tutta la comunità. Pesante la pena chiesta dalla Procura di Palermo per il medico di Campobello che firmò per il boss oggi deceduto, Matteo Messina Denaro, 137 prescrizioni per potersi curare dal tumore. Parliamo di Alfonso Tumbarello, che si è sempre però difeso dicendo di non avere mai conosciuto la vera identità del suo assistito. Laura Spanò. 18 anni di carcere, la richiesta invocata al termine della requisitoria dal PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo Gianluca De Leo per il dottore Alfonso Tumbarello, ex medico base di Campobello di Mazzara, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per aver redatto e firmato 95 ricette per i farmaci e 42 analisi, per un totale di 137 prescrizioni per consentire all'allora boss latitante Matteo Messina Denaro, ora deceduto, di potersi curare dal cancro di cui soffriva sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Il processo si svolge davanti al Tribunale di Marsala, presieduto da Vito Marcello Saladino. Tumbarello ha sempre sostenuto di non
avere mai conosciuto la vera identità dell'assistito. Non potevo immaginare che un mio paziente avesse ceduto la sua identità. Andrea Bonafede, classe 63, era mio assistito dall'ottobre del 2018, dopo che il suo medico di base era andato in pensione. Lo conosco da tanti anni, ma non siamo amici. Un giorno venne da me per mostrarmi l'esito di una colonoscopia, ha dichiarato nel corso della sua deposizione Tumbarello. Secondo l'accusa, il medico avrebbe invece visitato personalmente Matteo Messina Denaro e sarebbe stato consapevole della sua identità. E c'è un intervento della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, sul caso degli abusi di Don Giuseppe Rugolo a Piazza Armerina e sul rinvio a giudizio del vescovo Gisane. Il nostro pensiero, si legge, va alle vittime. Sentiamo Gerry Italia. La vicinanza al dolore delle vittime e la necessità di accertare la verità sono priorità per noi. Con queste parole Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, ha commentato la delicata vicenda di Piazza Armerina, dove il vescovo Rosario Gisana è stato rinviato a giudizio per falsa testimonianza nel caso di presunti abusi commessi da Don Giuseppe Rugolo. Baturi, intervenuto al termine del Consiglio Episcopale Permanente, ha ribadito la piena collaborazione della CEI con eventuali iniziative del Vaticano. La Santa Sede ha già inviato un visitatore apostolico, l'arcivescovo di Gorizia Carlo Roberto Maria Redaelli, per indagare sulla salute della diocesi e riferire direttamente a Papa Francesco. Nel frattempo il vescovo Gisana si dice sereno e attende l'inizio del processo a maggio. Tuttavia, la sua posizione si fa sempre più difficile anche alla luce della ferma condanna espressa da diversi vescovi siciliani. Ma per la CEI la priorità rimane una sola: non possiamo non pensare alle vittime. Il Presidente della Repubblica a Messina, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, gli è stato conferito il dottorato honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Francesco Triola. Un'Europa che non deve guardare confini nazionali ma lavorare insieme per affrontare le grandi sfide del futuro, così come ha fatto in occasione della pandemia da Covid o della crisi finanziaria. È l'appello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato dal palco del Teatro Vittorio Emanuele in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Messina, che gli ha conferito il dottorato di ricerca in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Un momento storico, ha detto la rettrice Giovanna Spatari, che intreccia passato, presente e futuro. Capo dello Stato che inaugura un anno accademico, ma un capo dello Stato che decide anche di ricevere un dottorato di ricerca honoris causa e quindi di fare poi una lectio magistralis. La motivazione letta dal Presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri è per il suo impegno instancabile nella tutela dei valori repubblicani e la difesa del bene comune. Il Presidente Mattarella ha ricordato come quest'anno cada il 70° anniversario della Conferenza di Messina, che mise la città dello Stretto al centro della scena internazionale, ponendo le basi per la realizzazione dell'Unione Europea. Questa pur positiva attitudine non appare tuttavia più sufficiente. Il tornante della storia che stiamo attraversando richiede trarre le dovute conseguenze dalla consapevolezza che gli Stati europei singolarmente non sono in grado di fornire risposte adeguate alle grandi sfide del presente. Nella sua Lectio Magistralis Mattarella inoltre ha ricordato il processo di integrazione degli Stati che poi ha portato alla Costituzione dell'Unione Europea, un apparato che agisce e che fa agire e che rappresenta il futuro degli Stati e dei cittadini. Sopralluogo oggi del Presidente della Regione Schifani a Santa Teresa di Riva, nel Messinese, uno dei centri più colpiti dal maltempo della scorsa settimana, dove è crollato il lungomare, il servizio. Santa Teresa di Riva è stato uno dei paesi più colpiti dal maltempo della scorsa settimana. Il lungomare del centro ionico del Messinese è crollato sotto i colpi delle mareggiate ed un litorale che da anni è a rischio. Ecco spiegato il motivo del sopralluogo del Presidente della Regione, Renato Schifani, accompagnato dal dirigente della Protezione Civile Salvo Cocina, per rendersi conto di persona della situazione. Schifani ha assicurato intervento per evitare ulteriori cedimenti della sede stradale ed un'accelerazione della procedura ambientale in corso da 4 anni per chiudere l'iter e far partire entro breve i lavori di salvaguardia della costa già appaltati nel 2021. Ho acquisito subito le carte nel giro di poche settimane, le ho esaminate, ho accelerato la disposizione di espressione dei pareri da parte degli organi tecnici, ne sono stati dati alcuni e altri stanno per essere dati in questi giorni. Ho preso in mano la situazione, io penso che fine febbraio, primi di marzo i lavori potranno partire con le autorizzazioni che mancavano e che languivano, come si vuol dire, però stanno arrivando.
Nel corso della riunione operativa che si è svolta nella sede del Comune è stato deciso di procedere con un intervento di somma urgenza per un importo di 500.000 euro a carico della Protezione Civile regionale e di accelerare tutte le procedure per avviare le opere a difesa del tratto di costa, che prevedono lavori per complessivi 7 milioni di euro per la realizzazione di pennelli a mare per il ripascimento del litorale. A Palermo la protesta dei forestali siciliani, la riforma, si legge, non può più attendere. Intanto c'è chi attende invece la stabilizzazione da oltre 30 anni. Marco Gullà. I soldi li devi mettere nella tutela del territorio! I forestali vanno stabilizzati! Oltre 1000 forestali arrivati da tutte le province siciliane si sono radunati questa mattina davanti alla sede del governo regionale a Piazza Indipendenza a Palermo. La tanto agognata riforma non può più attendere, dicono i manifestanti. Adesso deve esserci la stabilizzazione. Precari da decenni. Ancora ogni anno veniamo qua a protestare per una riforma, di un cambiamento, ma ancora non si fa mai niente. Stiamo arrivando alla soglia della pensione e molti colleghi già sono arrivati alla pensione, ma ogni anno ci fanno promesse in questo periodo, però poi ci ritroviamo sempre senza niente, a mani vuote. I segretari di FAI, FLAI e UILA dichiarano: da anni rivendichiamo una legge di riorganizzazione della forestale che assicuri a tutti i siciliani la presenza stabile di specialisti della difesa ambientale al servizio del territorio. Con le solite scuse che mancano le risorse, aspettavamo risorse dal governo nazionale che sistematicamente non sono arrivate e pertanto i lavoratori laddove erano sono rimasti. Ci hanno detto li stabilizziamo in 3 anni, abbiamo pure concesso questo, ma dov'è la riforma che stiamo aspettando da questi 2 anni? Basta prese in giro, lo slogan della manifestazione di oggi. Chiediamo un po' di rispetto perché ognuno di noi, io ho giocato la carriera per andare sempre dietro alla forestale e ancora dopo 30 anni, io ho 30 anni di forestale e mi ritrovo ancora precario, quindi io potevo scegliere un'altra carriera e mi sarei ritrovato a 60 anni, quasi 60 anni, con una carriera dietro, invece no, sempre a chiedere ogni anno, ma siamo sfiduciati, quindi non ci crediamo più. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo tra poco con il caso legato alla violenza sessuale nei confronti della tredicenne nei giorni scorsi a Palermo. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 e andiamo a Palermo dove caccia il giovane che la sera fra sabato e domenica al Borgo Vecchio avrebbe violentato una ragazzina di 13 anni scappata dall'ospedale dei bambini per vedersi con gli amici. Gli investigatori vogliono interrogarlo e intanto continuano le indagini per confermare il racconto della ragazza. Manlio Viola. Una vicenda ricca di aspetti ancora poco chiari. Continuano le indagini della procura per confermare il racconto della tredicenne che ha denunciato di essere stata violentata la notte tra sabato e domenica scorsi dopo essersi allontanata volontariamente dal reparto di neuropsichiatria infantile dell'Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica dell'ospedale dei bambini a Palermo per andare nel quartiere Borgo Vecchio con un'amica più grande. Secondo il racconto della ragazzina, insieme all'amica avrebbe raggiunto un gruppo di giovani e con uno di questi si sarebbe appartata volontariamente, ma in seguito avrebbe posto dei limiti, travalicati i quali il rapporto sarebbe sfociato in violenza. La giovanissima sarebbe comunque tornata autonomamente la mattina di domenica. Nel corso della notte la ragazza avrebbe bevuto alcolici, ma non tanto da ubriacarsi, avrebbe fumato marijuana e infatti risultata positiva alla cannabis. Nel reparto ospedaliero, dove c'è anche la madre, anche lei con problemi di dipendenza, la giovanissima ha raccontato ai medici di aver subito la violenza. Gli investigatori della squadra mobile hanno ascoltato il suo racconto, nella giornata di ieri hanno raccolto anche la testimonianza dell'amica e ora stanno cercando il ragazzo per interrogarlo. Sul caso hanno aperto fascicoli sia la procura ordinaria che quella dei minori. Il ragazzo ricercato infatti sarebbe più grande della vittima. La ragazzina è seguita in neuropsichiatria infantile dall'agosto scorso dopo una serie di inserimenti in comunità socioassistenziali. Nel suo fascicolo ci sono anche episodi di fuga dalle comunità. Ora il servizio territoriale avrebbe stabilito che la paziente deve comunque andare in comunità terapeutica e da un mese è ricoverata nel reparto in attesa dell'inserimento.
La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal GUP Marina Rizza il 22 settembre 2021 che nel rinviare a giudizio 9 docenti imputati nel procedimento Università Bandita su presunti concorsi truccati nell'Ateneo nato su indagini della Digos ha disposto il non luogo a procedere per reato di associazione per delinquere e derubricato in abuso d'ufficio quello di turbata libertà di scelta del contraente. Tentativi di truffa ai danni di persone anziane, si fingono carabinieri, chiedono soldi e oro. Accade in tutta la Sicilia da qualche giorno, anche in provincia di Ragusa. Veronica Barbarini. La chiamano la truffa del finto carabiniere. A esser vittima sono gli anziani e il fenomeno, che sta dilagando in tutta la Sicilia, è arrivato anche in provincia di Ragusa. Sono diversi infatti gli episodi di tentata truffa in città come Chiaramonte Gulfi e Scicli. La tecnica consiste nella telefonata, in genere a un numero di telefono fisso, in cui un falso carabiniere e un falso avvocato comunicano alla persona sola che il figlio o la figlia ha causato un incidente stradale, ragione per cui si troverebbe in stato di fermo di polizia. Se la vittima bocca, i malfattori si recano a casa dell'anziano in borghese, chiedendo soldi in contanti o oggetti in oro come cauzione per liberare il parente. L'attenzione è quindi alta in provincia e dal comune di Scicli e dalla locale tenenza dei carabinieri parte l'appello a non dar credito alle telefonate e ricordano che le forze dell'ordine non chiedono soldi né oggetti preziosi e invitano chi dovesse essere contattato a denunciare l'accaduto immediatamente al 112. C'è un'altra pausa, poi torniamo al calcio con il calciomercato delle squadre siciliane. A tra poco. Siamo al calcio, il mercato delle siciliane, il punto ce lo fa in questo servizio Marco Carli. Obiettivo Pogiampalo per il Palermo, trattativa non semplice perché la società siciliana è d'accordo con il giocatore, ma il Venezia, che potrebbe prendere Belotti, vuole 1,5 milioni in più rispetto all'offerta fatta per venire dai rosanero. Decisive le prossime ore, Palermo che si muove anche in difesa, trattativa ben avviata per Magnani del Verona. In Serie C un difensore per il Catania fatta per Dario Del Fabbro, il classe 95, arriva dall'Arezzo. Può agire da centrale ma anche da braccetto di destra nella difesa 3 di Toscano. Sardo, nato ad Alghero, scuola Cagliari, ha giocato in Inghilterra, nel Leeds da giovanissimo, ma anche esperienza nei campionati olandese, scozzese, belga e svizzero. Un giramondo che ad Arezzo ha giocato l'ultima volta a metà dicembre contro la Pianese, 11 le presenze totali. In entrata il nome nuovo, o almeno su cui si registra un ritorno di interesse, è Nicola Dalmonte, dalla Salernitana seconda punta, ma anche trequartista o esterno d'attacco, già accostato agli etnei la scorsa estate. Per le cessioni i nomi noti, lista ancora lunga, da Chirico Accelli e da Andrea Gega, passando per Lunetta e Luperini. Su Castellini c'è l'interesse della Cremonese, del Parma e di almeno un altro paio di club. In casa Messina i fari sono puntati sulla ricerca del sostituto di Modica. Occhiuzzi in pole, la società sta provando a convincerlo. Lucarelli ha il problema ingaggio, si deve liberare dal Catania. Marino ha detto no. Si è proposto a Galderisi ma non è lui il profilo giusto. Sul fronte arrivi, pronto un cambio in porta. In arrivo Avella dal Brescia e sarebbe per lui un ritorno. E Krapicas dovrebbe andare al Trapani, ma tutto dipende dalla questione allenatore. Anche l'eventuale cessione di Frissen al Catania. È tutto, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito e buona serata.